Ragazzine del Cinamuali, come vedete, hanno sempre il volto, il capo coperto. Fa parte del muambo, del rito. Sono in un periodo di transizione, passano dalla vita di essere piccoli bambini a diventare parte della comunità, parte attiva. Al momento i genitori stanno uscendo di chiesa dopo aver ricevuto l'insegnamento e il sacramento della confessione. A loro è stato detto tutto quello che si è fatto con i ragazzi in questi giorni, con le ragazzine. In questa festa di colori sono 3 giorni che i genitori non vedono più le proprie figlie. In questo momento sono preparati, stanno per andare a fare il loro mattinziro con le azimai sulla vita del villaggio, dove le ragazzine hanno imparato i vari tipi di uva, di farina, come cucinare, cosa fare nei casi di matenda, di malattia, cosa fare nei casi di maliro, nel funerale. E le ragazzine stanno per recarsi in chiesa invece per la catechesi che oggi Padre Michele darà sul tema del sacramento dell'Ulimbisso, della Cresima. Si sono disposte in fila le mamme, c'è anche qualche papà. Ed ecco le ragazzine pronte. Sono momenti di orgoglio questi per i genitori. Sanno che d'ora in poi le loro figlie, come anche i loro figli la settimana scorsa, saranno di grande aiuto all'interno della famiglia, potranno davvero contare su di loro. Ancora qualche momento d'attesa.